Gangemi Torregrotta, 18ª giornata in campionato di prima categoria siciliana per il girone D. Torresi di mister Borelli squalificato quest'oggi, rimpiazzato da Santino Archimede in panchina e reduce dal pari esterno per 2-2 nel derby contro il Monforte San Giorgio. Ospitava nel Città di Galati, che ha trovato una netta affermazione per 4-0 nell'ultimo turno contro la Folgore Milazzo. Dirige l'incontro il signor Giorgio Beltempo e la sezione di Palermo. 4-5-1, questo l'assetto scelto dal tecnico torrese. Di fronte a Anastasi la spada Lopresti Merlino e Consolo Coniglio, in mediana Abate Marchese Arnoma Vileddonia con la spada unico riferimento offensivo. Passiamo al fin di questa sfida grazie alle immagini che ci giungono da Francesco Morabito al 17esimo. Sventagliata di la spada, il tracciante è interessante per l'acrobazia di Marchese, che ci prova in rovesciata non inquadrando lo specchio e la porta. Risposta del Città di Galati con la conclusione di Parafioriti, che scalda i guantoni di Nastasi, abile ad alzare in corner. 2 minuti più tardi giro palla sanguinoso del Torregrotta, che perde la sfera con Arnaud a terra. Truglio, massima punizione accordata dal fischietto palermitano. Sul punto di battuta si presenta Parafioriti a tu per tu con Nastasi, che intuisce la traiettoria, ipnotizza il numero 7 nonostante nei 59 primavere. Al 26esimo ancora Città di Galati però pericoloso con Tommaso Truglio per Campisi. Ancora Anastasia a distendersi alla propria sinistra, cadrà il muro eretto dinanzi a nonno Anastasia al 32esimo con la palla messa dentro a cercare Vicario. L'uscita dell'estremo difensore torrese sfortunata, la deviazione di Lopresti nella propria porta. 0-1 al Pietro Gangemi, arriverà il bis 6 minuti più tardi con la palla messa dalla destra per Tommaso Truglio, che da pochi passi batte Nastasi. 0-2, sembrerebbe una pratica agevole per il Città di Galati, che chiude in attacco ancora con Parafioriti, abile a servire Campisi tra le linee, arma il destro, controlla con lo sguardo Nastasi. Va in archivio così la prima frazione di gioco sul parziale di 2-0, dopo che nella gara d'andata il risultato definitivo recitava 5-3 in favore del Città di Galati. Passiamo con le nostre immagini al fine della ripresa, che si apre con un doppio cambio dentro Insane ed errante per Arnaud e Doni al 50esimo. Cross dalla sinistra per Parafioriti a pochi passi da Anastasi. Ancora una volta i riflessi felini del portiere quasi sessantenne. 53esimo, palla ad errante che prova a mettersi in moto in solitaria, solo potenza, mai precisione per lui, che si rifarà 4 minuti più tardi. Palla infatti di Abate in profondità per Jacopo Errante, che scatta al diretto marcatore, tocco morbido sotto le gambe del portiere avversario. C'è ancora vita al Pietro Gangemi di Torregrotta, dentro Gangemi in luogo di la spada al 65esimo. Errante serve Abate, punta il diretto marcatore serio, lo aggira, uno sguardo in mezzo lì dove arriva Gabriele Marchese in estirata, fa 2-2, ristabilita la parità del punteggio al Pietro Gangemi, e ora ci prova per portare a casa i 3 punti la compagine quest'oggi di Santino Archimede con Errante. Riesce a trovare in profondità Marchese, Marchese prova il diagonale largo di un paio di metri. Minuto 73 però torna ad offendere il Città di Galati, palla lunga per Tommaso Truglio, che supera la spada, si presenta tu per tu ancora con Nastasi, che non è d'accordo e cala la saracinesca. Ultimo cambio con Caselli che rileva Marchese, segue solo il triplice fischio. Torregrotta Città di Galati termina per 2-2, buon punto in rimonta per la compagine torrese. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.